Ciao a tutti, benvenuti su Soundtrack City da me Marco Testoni Massimo Pimpera. e Ciao. Massimo Risere, che come vedete dalla sua t-shirt è anche il direttore di colonnesonore.net. Tutto questo è solamente per dirvi una breve informazione circa domani, che faremo appunto una puntata speciale dedicata ai David di Donatello, in particolare alle 3 categorie a noi a cuore, cioè miglior musicista, miglior canzone originale e miglior suono. Insomma, più che l'occhio andremo sull'udito, sull'orecchio. Avremo tanti ospiti che interverranno in questa dalle 16:45, mi raccomando, dalle 16:45, e sicuramente adesso Massimo ci fa chi avremo domani? Dai, buttala lì. Una bella carrellata di ospiti incredibili, ovviamente riferite alle 3 categorie, ma non solo a quelle di cui a noi interessa parlarne principalmente. Comunque avremo la Laura Delli Colli, che è la presidentessa dei Nastri d'Argento, nonché del Soundtrack Star Award di Venezia, cioè il primo premio in fondo dedicato proprio alla filiera musica, quindi molto importante. E poi avremo Renato Marengo di Cine Corriere, Classic Rock on Air, il nostro mentore, e poi avremo Pivio del famoso duo Pivio e Aldo Descalzi, quindi un compositore. Avremo Andrea Farri, nominato per il Primo Re, Giuliano Taviani, altro compositore, Paola Mammini, sceneggiatrice incredibile, Perfetti Sconosciuti, giusto per dirne una più importante, Umberto Scipione, Benvenuti al Nord, Benvenuti al Sud, altro compositore, Michele Braga, Dogman. Poi Orchestra di Piazza Vittorio, Leandro Piccioni, Gianfranco Cabiddo, Mario Tronco, i 2 registi, Ralph P., il rapper autore delle musiche e delle canzoni, candidato per la canzone originale, per il sindaco del Rione Sanità di Mario Martone, poi Gianni Pallotto, Luca Novelli, montatori e tecnici del suono, Babak Karimi, attore, Simone Salsa, musicista, Marco Messina e Sascia Ricci, autori delle musiche di Martin Eden, che si sono occupati anche del sound design. Ecco, quindi tra tutti questi ospiti alcuni sono proprio in nomination, altri sono addirittura compositori, artisti che lo hanno vinto in precedenza e che ci diranno la loro, ma non solo sul Davide Donatello, anche su tante altre cose del mondo nostro, musica, cinema e quant'altro, e soprattutto magari parleremo anche di futuro, di cosa accadrà adesso nell'ambito delle lavorazioni, dei set e della post-produzione e via dicendo. Vabbè, dai, dici qualche cosa in più, dai Massimo, sul Davide di Donatello, un paio di aneddoti, che ne so. Te ne dico giusto 2 e così chiudiamo in bellezza, pronti per domani, per questa bella diretta. Allora, uno degli aneddoti più carini è riferito ad Alberto Sordi, che quando lo prese per la prima volta, e ne ha ricevuti tantissimi, cantò in diretta: Davide di Donatello, ma quanto sei bello. Ma la cosa più carina è che venne detta da Luchino Visconti, che diresse un'edizione di Davide Donatello, che lo definì il premio più bello della storia del cinema, il premio più bello europeo, ma in realtà di tutto il mondo, perché era più prestigioso secondo lui dell'Oscar, ma perché Davide Donatello, se ben sapete, è una statuetta in oro massiccio realizzata da Bulgari, quindi un premio preziosissimo, oltre al valore professionale. Ah, però questa non la sapevo. Ma tu come le sai tutte queste belle cose? Queste cose le so perché le leggo questi libri meravigliosi. Domani saranno 64 anni dal Davide Donatello. Va bene, ok, allora a tutti ci vediamo domani 16:45 sempre qui su Soundtrack City. Ciao da Marco Testoni e Massimo Pimpera. Ciao. Ciao.